Le inconfondibili copertine nere e oro di Franco Maria Ricci arrivano per la prima volta a Venezia. La storica casa editrice, fondata dall'editore parmense, sceglie la laguna per inaugurare un nuovo capitolo della sua storia, nel segno dell'editoria d'arte e di un legame speciale con la città. A San Vio, davanti alla galleria di Palazzo Cini, il bellissimo museo che ci ha lasciato Vittorio Cini e sua figlia Iana, per inaugurare un'iniziativa molto importante, una scommessa che facciamo di una delle eccellenze italiane della editoria, della distribuzione libraria, ma anche della creatività, di un personaggio che è Franco Maria Ricci, e nell'ambito degli editori italiani lui era considerato l'eccellenza dell'eleganza, il massimo della creatività e una serie di altre cose. Qui ringraziamo noi di Franco Maria Ricci e Giovanni, la Bottega Cini, questa sorta di ospitalità ci fa molto piacere. Franco è sempre stato innamorato di Venezia, ha fatto tanti bei libri su Venezia, ha fatto il Gabriel Bella, tutta la suite dei quadri che stanno alla Querini Stampaglia, ha fatto Palazzo Pisani Moretta, abbiamo fatto Cadario, abbiamo fatto veramente tante cose e anche fuori un po' dal mainstream. Franco era un anticonformista, amava fare cose belle, ci teneva che fossero eccellenti in tutti i sensi e che fossero anche curiose, un po' da andare a scoprire, come può testimoniare in effetti il catalogo che si può adesso finalmente trovare anche a Venezia, qui alla Bottega Cini. Ringrazio davvero i veneziani, gli amici veneziani come Giovanni e coloro che hanno collaborato a far sì che questa bottega sia anche adesso per un po' una libreria di Franco Maria Ricci.